I porti non si possono fermare e per scongiurare il rischio di compromissione dell'operatività nel caso di un alto numero di addetti senza il Green Pass, il Viminale ha raccomandato in una circolare alle imprese del settore di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green Pass tamponi gratuiti. Una decisione inopportuna, secondo il presidente di Confindustria Venezia. È una circolare che introduce degli elementi nuovi, è una circolare che mette in condizione l'azienda addirittura di attrezzarsi per fare i tamponi, è una circolare che non ci voleva. Uno meno diplomatico di me direbbe che è una circolare inopportuna. Mettere regole su regole non conviene, non porta non giova nessun vantaggio per nessuno. Dobbiamo cercare di mantenere, dato che parliamo di portualità, la barra dritta e evitare che ogni ministero si inventi delle regole diverse fatte ad hoc per un settore rispetto all'altro. E da qui scoppia l'ulteriore polemica con il Comitato dei lavoratori triestino che annuncia: se non verrà ritirato l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro si bloccheranno le attività del porto, non solo per i portuali ma per tutte le categorie di lavoratori. Alta tensione anche a Genova, mentre a Venezia per il momento sembra essere tutto sotto controllo. Al momento non abbiamo segnali di problemi di criticità, se non che effettivamente c'è più di qualche lavoratore che ha difficoltà ad andare a fare il tampone. Questo sì, perché c'è un problema di prenotazioni e c'è un problema di overbooking nelle farmacie, piuttosto anche di tempi tecnici proprio per ottenere la certificazione una volta fatto il tampone. E quindi dare la possibilità ai lavoratori, perché bisogna farli una volta ogni 48 ore, dare la possibilità ai lavoratori di effettivamente avere un hub dove potersi andare a fare i tamponi per venire a lavorare, perché non è giusto che i lavoratori che vogliono farsi il tampone e venire a lavorare non trovino neanche questa possibilità e perdere anche la busta paga. C'è poi un altro aspetto. Ma che alcune figure sono talmente specifiche e altamente professionalizzate che è anche difficile trovare qualcuno che li sostituisca e che li reperisca. E sto parlando di tutti i lavoratori dei trasporti, treni, aerei, logistica, portualità. E quindi occorre che ci sia da parte dello Stato o della Regione la possibilità di avere effettivamente una via di accesso per fare questi tamponi. Quindi questa è la richiesta che noi facciamo, avere la possibilità di avere accessi per fare i tamponi, calmierare i prezzi se non addirittura gratuiti e per tutta la filiera dei trasporti, perché sono comunque servizi pubblici essenziali.